ritorna il grande basket di Serie 1 targato Tech Find qui a San Martino. Palla 2 che sta per essere alzata e primo possesso, ancora la palla per Conti che deve forzare allo scadere dei 24, sbaglia la soluzione, si recupera il rimbalzo fino in fondo, gira il canestro, fuori la palla per Gili che si gira bene sul perno. 2 minuti e mezzo trascorsi nel primo quarto di gioco, qui errore sul tentativo di recupero, cominciare con le rotazioni. Qui ancora una volta errore difensivo che sbaglia la conclusione di mano mancina, ma subito dall'altra parte fino in fondo Moore a realizzare Conti che va da Makurat dietro la schiena, la virata, l'1 contro 1, il bellissimo prova ad andare in penetrazione, lo scarico fuori per Gili che va in 1 contro 1 fino in fondo ad appoggiare di mano destra. La palla torna in punta, si va sul lato, altro taglio backdoor e fatto molto bene dall'attacco, e dall'altra parte subito a spingere il Jazz con l'errore di Muri. Rimbalzo ancora offensivo della squadra, rimbalzo offensivo però ancora per San Martino di Lupari, dentro la palla per Piatti che si gira bene sul perno, palla per Del Pero, arriva il blocco poi Del Pero che si arresta in lunetta e Del Pero che lancia Robinson che non riesce però a trattenerla in campo, palla troppo lunga, si butta sul terreno Guarise che recupera la palla fuori per Simons, per Del Pero che può prendersi il tiro da 3 punti, Gustafsson per Makurat che parte lungo la linea di fondo, si prende il palleggio, arresto e tiro da 2 punti, blocco di Robinson, da lì col palleggio vivo in lunetta per Robinson che si prende il tiro da 2 punti, ancora Robinson, onda lì che si prende il palleggio, arresto e tiro con la penetrazione fino in fondo, l'aiuto da parte di Simons che la stoppa, recupero poi di palla da parte di San Martino, Simons a spingere la transizione per Gili che si appoggia col palleggio vivo, consegnato per Spreafico che si prende il catch and shoot da 3 punti. Diane Simons, la nuova giocatrice di San Martino che qui però recupera palla, può spingere la transizione per Dalì, ancora per Simons che questa volta tiro sbagliato da Makurat, 8 secondi da giocare, palla nell'angolo per Del Pero che può alzarsi da 3 punti e realizza la tripla quando mancano 2 secondi, poi ancora dentro la palla per Robinson che si gira sul perno e con la mano sinistra Makurat in 1 contro 1 col penetra e scarica l'extra pass poi per il tiro da 3 punti di Conti. Gilli in 1 contro 1 a battere facilmente il difensore, a spingere la transizione, il blocco di Robinson, ancora la palla dentro, poi di Didali per Robinson, cambi difensivi, la pressione di Robinson, recupero poi da parte di Didali, il floater in avvicinamento, l'extra pass, si muove la palla ma sono buone le chiusure difensive di San Martino, più brava però Conti, la ricezione contro Gilli che cerca di fare buona difesa, la elude però il blocco di Gilli, ancora di Simons che va in 1 contro 1 fino in fondo ad appoggiare, da lì scopre un po' la difesa però c'è la buona rotazione, però la palla arriva lo stesso nelle mani, intercettato dalla difesa del Geas. Dall'altra parte Conti di azioni più congeniali a loro in attacco da lì che batte in 1 contro 1, palla nell'angolo per Simons che si alza da 3 punti, Moore che prende posizione sotto canestro, non la vede Guetmi che preferisce andare in reverse, tratta al posto di Dalì, ancora Guarise a giocare l'1 contro 1 fino in fondo, Irene Guarise contro la pressione difensiva di Guarise, ancora Orsilli che si prende l'arresto e tiro da 3 punti, 46 a 45, 6 secondi da giocare, Guarise che si prende il palleggio, arresto e tiro dietro la schiena, si prende l'arresto e tiro da 3 punti dentro e fuori il proprio tiro, bravissima Gili a rimbalzo, più veloce di tutti, l'uscita alla ricezione di Guetmi, l'1 contro 1 di Jasmine Guatmi che va fino in fondo, il blocco di Robinson, Guarise in 1 contro 1 fino in fondo a cercare l'appoggio, vuole giocare con le compagne, ancora Conte col penetra e scarica per Spreafico che si alza da 3 punti, la palla per Zivianovic, l'1 contro 1 di Zivianovic fino in fondo, ancora Zivianovic che guarda il canestro, l'1 contro 1, la virata, poi fino in fondo ad appoggiare, può spingere la transizione del Geas, dentro la palla per Gustafsson che segna, subisce il fallo, ancora la palla dentro per Guetmi che vuole giocare l'1 contro 1 contro Moore per Spreafico, il blocco ancora di Moore che si prende l'arresto e tiro da 3 punti, il blocco di Robinson, ancora da lì a giocare l'1 contro 1, il taglio backdoor di Simons
che segna, subisce il fallo. 7 secondi da giocare, fuori a palla per Gigli, per Del Pero che prende il palleggio, arresto e tiro da 2 punti, cortissimo e storto, si butta a rimbalzo e finisce così allora una splendida partita qui al Palalupe di San Martino di Luperi, con la sconfitta della Lama San Martino di Luperi contro il Gea Sesto San Giovanni